Il popolo di Carbonia si è riversato nelle strade per acclamare il Presidente del Consiglio Segni, che è venuto nella sua Sardegna per annunciare il prossimo inizio dei lavori di un'opera di fondamentale importanza per l'economia di questa zona mineraria, una supercentrale termoelettrica. Dopo brevi parole del Presidente della Regione Corrias, l'onorevole Segni ha pronunciato un discorso nel quale ha fra l'altro affermato che la centrale termoelettrica, il cui costo è preventivato in 50 miliardi, utilizzando il carbone delle miniere sarde assicurerà un futuro alla città di Carbonia e avvierà definitivamente l'intero bacino del Sulcis verso una sicura e duratura ripresa economica. Gemono le gru del porto di Sant'Antioco sotto il peso di questi colossi. Sono i pezzi di un condensatore destinato alla supercentrale termoelettrica di Portovesme. Ma il pezzo più grande lo ha portato da Livorno alla motozattera Fiume Marta. È la caldaia. Misura 22 metri di lunghezza, pesa 100 tonnellate ed è stata costruita in uno stabilimento specializzato della Renania. Per far fronte al futuro fabbisogno di energia elettrica della Sardegna, nell'isola sono stati progettati e impostati vari impianti idro- e termoelettrici, tra questi la supercentrale di Portovesme con una potenza di 720.000 kW. Grazie al colossale impianto, il carbone Sulcis sarà uno dei fattori determinanti dell'economia sarda. Contemporaneamente sarà risolto il grave problema di Carbonia, dove oggi appena 1/6 della popolazione ha un'occupazione stabile.